Saluti e bene cattauso con trassasa. Oggi Valentina sarà a mostrare come si fa una trassa con i colori di arancio e grogo, due colori bellos all'ottuso. Dunque, si cominciamo ponendo una crema, poi trattai sa cara e sparzinendida in ogni lato, finché saccando sapedi ci dati a ciuppia tutto. Dunque, se finché saccando non avrà più prodotto in sacarri. Passai si moia si ponni una crema coloria, poi cominciai a montare i sogheras da ponesi con questo tubetto in sa parte de bascio de sogo e andai sparzinendo aggiungendo sì con i ditus che come in narrato sotto ogni borta su calori dei spodisi o ditus s'aggiuda a sapelli ponci da ciuppi prus all'estero. Passata questa cominciai a si ponni una tinta de colori su colori esti gusto che si scioperavo po su colore sapete posatros e si lo ponesi con sa spugnettedda con corpitello liggeroso, cominciai con i sparti prus ampras come in strempas e andai muovendi sì a de un lato a s'altro. Dunque, quando sa spugnettella sta ancora plena, andai sparzinendo a vascia, sa bravitta, a pizzo de sa trempa, in sa sede su naso. Quando torrai a caricare sa spugnettella, cominciai de s'altra parte ampra, dunque sa s'altra trempa, da passai singonisi, cercai de piccare un paghetto a pizzo de sa crema che hai posto a montare i sogheras, in i barras, e tutto un giro de sa bucca che la saisi limpia ai commenti sa parte alta dei sogos o pipiristas. Non andai a ponni questa crema che ingunis e andai a ponni altros bellettos. S'ultima parte su fronti andai in guivoro cominciando sul centro a sparzinare con questo movimento leggeroso a un lato e a s'altro de su fronti, cercando de inciappicare vinzas a sa giuntura dei spilos, pochino si biada su colori differenti. Spacciai su prodotto cercando de lo ponni in noi anzi non dei posto e passai a si ponni su corrigidori come ultimo belletto poi a montai i sogheras. Questo pure dei essi scioperao secondo su colori del sacarri de posatras e con sa spugnettella andai a lo fissai bene e soghera si adesso deppia andai passai bene finché sa ciuntura dei spiviristellas e ti rendi conca a i sopraccillos. Cominciai in moi con sa cipria con sa promitedda andai a ponni sa cipria cominciando proprio de asutta i sogos in noi posto e prodotto su a montai sogheras e andai muovendi sì a tutto s'arresto de sa gara su fronti, sa sede su naso, i strempas, sa bravitta, la sendi sempre ogos e morros liberos. In moi con un pinzello di bogaisi tutto su prodotto in proso che potete savarrao in cara e andai a si ponni bio su periodo in uiseus a si ponni una crema de cacao poi amodiai il lavro che in questa temporada punti siccaus de su bente de su frius e passai a si trassai i sovos, andai a ponni una base bianca in sa pipirista. Questo è sempre su prodotto che comincia da sa trassa dei sovos che aiuta a sibiri meglio su ogni belletto che andavo a ponni in segus. Passai si moia si ponni con un pinzello un'ombritta crara in sa pipirista in pizzo de sa base bianca che hai posto. Potete imparare un colore de garri ponai. Passai in moia si ponni un'ombritta, una paghetto brusa scura, un colore nucedda potete unai in sa parte alta de sogo. Dunque sai noi sa pipirista s'aggiungiti a sossu de su
dei sopraccillos. Andai a si ponni unu colore prus scuro, che anti se imperau su beige o bianco chi tira da su grogo, e poi si ponesi unu colore de nugeda claro. Fei su matessi in s'atru ogu, comenzaisi de sa coa de s'ogu e abarrendi in sa ciuntura, in sa monedura de s'ogu, andai a si ponni custu umbritta colore de nugeda claro. Poi andai sfumendi con unu pinzello limpiu con cassuso e andai a si ponni un'umbritta colore grogu claro in sa parti, in sa punta de s'ogu, e noi comincia sa pivirista. Su matessi fesi in s'atru ogu, pigai unu pagheddu de custu grogu claro claro e andai a ddu ponni in sa punta in noi s'ogu cominzat, abarrendi in sa parte movidizza de s'ogu. In mesu andai a si ponni un'umbritta sempre grogu, unu pagheddu pro bia in sa parte centrali e circai de ddu sfumai con su claro che postu po primo. Su matessi fesi in s'atru ogu, partei de su centro e circai de ddu sfumai con su grogu claro claro che postu antisi, cirché de occupai sa parte centrale de sa pivirista. Poi passai a si ponni, dunque antisi sfumai con unu pinzello limpio su grogu claro e su grogu unu pagheddu prus oscuro, e passai a si ponni in sa parte de accabbo, Valentina sta ancora sfumendi is colorisi, andai a si ponni in sa coa de s'ogu unu colore de arangiu bello bio. Si lu ponesi, intrendici beni beni in sa ciuntura e fendi sa coitedda chi imperaus ogni volta, chi disegnaus ogni volta quando si trassaus is ogus. Circai de sfumai i dus colorisi, imperendi su pinzello chi con su chi hai posto su grogu, che desi nunca su colore arancio andata a montai tutto, dunque con su pinzello che si imperavoni su grogu andai a sfumai i dus colorisi. Passai a s'atru ogu, andai antisi ponendi su colore arancio bio in sa coa de s'ogu, andai a disegnai sa coitedda e stannai questa specie di fleccia che unidi sa parte su e sa parte giosso, partendi da sa ponedura de s'ogu, de sa plicca che separa sa parte movidizza con sosso de su soprazzillo, e con su pinzello che si imperavo su grogu andaisi sfumendi i dus colorisi. In moi andai a si ponni unu pagheddu di umbritta colore castangia in sa ponedura de s'ogu tottu. Partesi de sa coa, che noi serbi che ci sia de prusu, e andaisi tirendi, sempre parrendi in sa ponedura, dunque in questa plicca che si formata, in sa parte funguta, andaisi sparzinendiddu, parrendi in sa parte funguta, finza sa punta. De sa punta a sa coa e circai de s'aggiungi a su colori de arangiu de sa coitedda. Partei de sa coa e tirai conca intro, abarrendi in sa parte funguta e imperendi unu pinzello che sia adattau a fare questo traballo, che depi de sa punta e fini. Casi serbi da parrai in su trettu. In moi passai a si ponni un'umbrittedda colore avorio in sa parte abaixo dei sopraccillos in s'arco, che questo colore claro ci aiuta sempre a dipesare sa mirada e a fare prus aggradadora sa cara. Passai si moi si ponni unu pagheddu de lapisi nieddu in sa parte di intro de s'ogu, sia di in suso sia di in giosso.
passai bene a intro, e una parte a s'altra, cercando di fare un usinno reno, con un lapisi che sia da indittavo e si posta in tre sogo, e di ponesi un vaghetto in fora puro, a sutta dei spiviristellas del giosso, e con un pinzello andai sfumendita da una parte a s'altra. Senti questo lapisi meda cremoso, non tu hai bisogno di limone in meda, basta un vaghetto e con su pinzello traballauso a lo sfumai e si accattauso che questa quantità di chiserbidi non è meda. Dunque sa tirai con cafforasa e andai disegnando questa punticedda che allunga sogo. Su mattesi fesi in satro, passaisi giusto sotto a dei spiristellas e con su pinzello prato andaisi a sfumai da una parte a s'altra, cercando di ruvare assai in tutto il sogo. E andaisi vadendo questa fleccia o punta che allunghi a sogo e diano da una forma di mendola. Sfumai bene e andai a ponni un vaghetto di ombretta niedda, poi fissai su lapisi. Questo traballo lo vedo da ogni volta che i prodotti in crema tenenti più che altro tenenti a si scallare con su passare dei oras, con sa basca, con i logisi. Dunque sa ponenici in pizzo su ombretta niedda, su belletto a barra da assettiao. Con un pinzello poi indi i sparti che ci può intessare rotta estrema da bellettus e passai a sivonni su mascara in ispiviristas. Comenzai a degustare de susu, partendo da sa base, tiraisi bene a fora andando con cassusu, donando una movidas liggeras a diretta e a manca, poi da sparzire bene, da spettonai e fai de maniera che su mascara si ponga da bene, separando i spiviristas. Di ponesi un vaghetto in giosso puro, imperendo che servi di sa punta dessa scovita del suo mascara, aici non si imbrottaisi i strempas e passaisi a si pettonai i sopraccillus. Lo spettonaisi in sa scovita e andai a ponni uno lapisi po sopraccillus de su colore di prossi fragili. Normalmente teni un colore che sia un colore ciniso che ti tira da su nieddo. Andai a prendi, a defini e a settiai, donando sa forma che meglio si fragili a su soprazzillo. Dunque sa chini olidi da spodi di ingrossai. Desi nunca sa lo ponevo scetti in sa parte del mezzo, de maniera che su soprazzillo che già è grosso non si ingrossi de broso. Su mattesi fesi in satro, partesi da sa parte grossa e andaisi tirando con cafforas, cercando di fare bene s'arco che defini il sopraccillo e andaisi a si ponni uno fissatori de su mattessi colori dei sopraccillus che funti colore castangia imperaisi uno fissatori colore castangia che funti blondas de pidessi blondu su fissatori puro che funti nieddas e semperai uno fissatori de su mattessi colori. Passai bene e andaisi a imperare in moi uno lapisi che dona luce ai sopraccillus. Questo lapisi si pone di tutto in soro del suo sopraccillo. Da poneisi e con uno pinzello limpio da sfumaisi bene. Lo ponesi giusto in noi antisi il posto su britta grara
Cabidesi donata proso bellesa a su sopraccillo di dovai di besira fora a mellos pi sfumai beni beni e passai a si trassai is trempas. Andai a si ponni un'umbritta colore castangia cotta e feisi un'umbra a sutta de sossu de sa trempa sfumendi con cassusu. Custu quando fai un tretto che sia da una linea troppo diretta in sa trempa che non è normale. Dunque in sunterisi che sfumaisi con cassusu, questa linea piga da una forma rotunda e pro naturale con sa cara. Su mattessi fesi in s'altra trempa. Ponei gusto umbritta colore castangia cotta e da passaisi e appustisi la sfumaisi con cassuso con cassogu mentre fendi Valentina e luego andai a si ponni uno vard sempre colore castangia in crema e du ponesi aggiudendisi con i didus casa aggiudada a du sparzinai mellus con su calori dei didus e tutto. Dunque sabiesi Valentina si pone giusto un sosu adesso umbritta che ha posto antisi e tonendi corpitello si pone su prodotto e du sfumata con a sa parte alta adesso riga. Quindi devi gai giustamente sa trempa che stingunisi che depesi donai colori e devi parri sopra un naturali possibili. In poi passai sa si poni un arrovitello con murroso colori arangio. Du ponesi con su bettu su e imperendi sa forma, sa punta de s'arrovitello, ciccai de aspettai tutto s'ingirio e stannai depesi disegnai il lavroso, sighendi su disegno naturale del lavroso e cicchendi di avarrai in su dretto. Dunque sapidesi commenti Valentina impera la s'arrovitello commenti che vesti di uno lapisi e anda disegnando bene bene tutto solo del lavroso. Prenesi bene tutto il lavroso e con un lapis arrovio un po' lavroso andai a duvonni, andai a fare tutto su dretto di afforas e stanai che deppei serrai il lavroso con questo dretto de lapisi arrovio che si deve viri in pizzo del suo colore arangio. Dunque a suo colori de immediato prosa accanto esti s'arrovio. Disegnai in su sengiosso. Fendi bene su dretto di afforas e con un pinzello andai sfumendi con ca intro e stanai che non depesi lassai questo dretto che sia troppo visibile. Dunque se lo sfumato un vaghetto che sia pare di un vaghetto rosa scuro ma si confonda un vaghetto oro con il suo colore arangio. Biesi che questo colore arangio apparra bene in meta con su grogo dei spiviristas e dona da sta cara luci e dall'irgata. Poi pure su traballo è spantoso e savettauso con Valentina e Trassasa.